Allora, io ho il piacere di conoscere il professor Milani perché è stato anche insegnante di scuola di mia figlia, e come valido insegnante intanto prima di tutto, e come valido a persona anche nell'ambito della scuola ha sempre operato con molta sensibilità e umanità. Per cui poi vedendo anche tutte le opere che lui fa, vedendo un attimo il suo sito, ho pensato bene di presentarvelo e di farvi conoscere appunto le sue opere. Un po' così di biografia e dopo lascio parlare lui. Allora, apprese nella bottega paterna le prime nozioni sulla lavorazione del legno, esercitandosi ed acquisendo le varie tecniche della lavorazione del materiale. Allora, si è diplomato in campo artistico divenendo insegnante di educazione artistica per 37 anni in diversi paesi della Bassa Padovana. Da ultimi Este, nella scuola media Carducci e Zanchi, e poi dal 1970 a Ospedaletto Uganeo presso la scuola media Parini. Contemporaneamente ha operato in vari campi lavorativi e collaborato per oltre 30 anni con le più note industrie italiane del giocattolo, che dopo lui ci citerà naturalmente, ideando, progettando e realizzando prototipi nell'ambito del design industriale per il giocattolo in plastica. Negli ultimi 15 anni ha rivolto l'attenzione a quella che è stata da sempre la sua passione, cioè il legno, realizzando dei giocattoli d'arte in legno dipinto. Giocattoli ludico-educativi da collezione, modellati e decorati a mano come nel passato. Ha scelto come logo la parola whim, capriccio, accompagnata dall'immagine di un cavallino. Attualmente nel suo catalogo sono presenti 16 linee di piccoli e grandi cavallini con dimensioni non superiori ai 24 cm. Basta, adesso tocca a lei. Okay. Grazie. Beh sì, quello che ha detto la signora corrisponde al vero. Diciamo che a me spetta parlare dei particolari che hanno determinato, diciamo così, la mia produzione. I particolari più essenziali, i momenti particolari della mia produzione, sia a livello artigianale sia a livello di produzione industriale. Se devo descrivermi, dovrei dire che nonostante le difficoltà e le problematiche che la vita ci pone di fronte a dover superare, mi ritengo una persona estremamente fortunata. Nonostante tutto, io ho vissuto, diciamo così, all'interno di 4 momenti particolari, 4 ambienti particolari. La famiglia, soprattutto, il lavoro, l'arte e il gioco. Bene, allora stavo dicendo appunto questi 4 ambienti, la famiglia in modo particolare, perché lì sono cresciuto nell'infanzia con grande intensità da parte, diciamo così, del papà e anche dei fratelli, che dopo vi spiegherò. Il lavoro perché ho sempre lavorato, forse è stato anche un male, ho badato poco ai rapporti sociali, però ho sempre lavorato, non avevo mai tempo libero, anzi le ore della giornata per me sono troppo poche. L'arte perché mi piace da morire lavorare nell'ambito dell'arte, e il gioco. Già da bambino giocavo molto, ma giocavo in modo serio, in modo compiuto, e poi l'attività si è sviluppata tutta attorno al giocattolo. Forse diciamo che sono stato un po' favorito geneticamente, in quanto io ho avuto un nonno e 2 zii paterni che lavoravano il marmo. Lo zio di Rovigo era scultore. Mio papà falegname che costruiva mobili e serramenti su suo disegno. Tra l'altro si costruiva le attrezzature per portare a termine questi lavori. Io sono cresciuto nella falegnameria del papà, la falegnameria del papà che per me era un mondo straordinario. Spesso mi chiamava ad aiutarlo e passandogli i pezzi io ho cominciato a conoscere i legni, ho cominciato a conoscere anche il sapore, l'odore dei vari legni, lo potevo distinguere anche ad occhi chiusi. Ho imparato come assemblava i suoi lavori, come li verniciava, quindi diciamo così, ero un po' ambientato nel mondo
mondo di chi progetta, costruisce, assembla e porta il lavoro finito. Questo mi è rimasto un po' nel sangue probabilmente. Probabilmente anche un altro fatto molto importante. Da ragazzo questo ambiente della falegnameria era un punto di riferimento molto importante, in quanto nella falegnameria io trovavo la soluzione di tutte le mie idee, perché potevo metterle in pratica. Mi veniva un'idea, una scatoletta, un giocattolino, un trenino, con i ritagli della falegnameria, io me li prendevo subito con grande velocità, i listelli in modo particolare, e mi costruivano un mucchio di cose. Un altro particolare importante che si verificò all'età di 11-12 anni, quando c'era la sagra del paese, io andavo a vedere come montavano le giostre, perché mi appassionava il vedere, il mettere a bolla le travature per poi appoggiarsi su, e vedevo tutto il meccanismo di incastro dei vari pezzi, perché dopo me le costruivo. È arrivato un momento che avevo circa 11-12 anni, che io avevo i camioncini con la giostra dentro, perché li vedevo arrivare al giorno della sagra. Quindi da lì probabilmente è nata, diciamo, questa passione per progettare ed eseguire. Quello era molto importante per me. Tutti noi abbiamo dei ricordi della vita trascorsa e molto spesso, sono convinto che tutti noi, io in modo particolare, abbiamo dei ricordi fotografici, dei ricordi molto nitidi, addirittura nei particolari, sembrano quasi delle fotografie indelebili. Ricordo, avevo l'età, avrò avuto 9 anni, in quarta elementare, che la maestra ci disse: andiamo in cortile, raccogliete una foglia e dopo dobbiamo copiarla in classe. E io raccolsi una foglia di platane perché mi era simpatica la frastagliatura e anche il colore sul giallo verdognolo. In classe, lavorando in quei famosi banchi neri col calamaio al centro, dove il bidello ogni mattina passava a raboccarli, ero seduto a sinistra e a un certo momento, mentre ero intento a colorare questa foglia, sentii arrivare la maestra da dietro, mi ha appoggiato la mano sulla spalla e dopo qualche istante mi ha detto: Sergio, sei bravo e diventerai un disegnatore. Non fu difficile per lei fare questa previsione. Perché? Perché io avevo già 2 fratelli molto più grandi di me, uno a 7 anni e l'altro a 8 anni di più di me. E a quei tempi loro erano già gli ultimi anni dell'istituto d'arte. E quindi lei lo sapeva e ovviamente avrà detto: questo ragazzino che fa una foglia disegnata in questa maniera andrà anche lui alla scuola superiore. Così fu. Così fu. I miei fratelli nel frattempo sono riusciti a ottenere la cattedra per concorso, per titoli, non per diciamo graduatoria, perché a quei tempi si poteva accedere all'istituto d'arte solo con una documentazione di lavori fatti. Loro hanno presentato la documentazione e Giancarlo, lo scultore, è diventato professore di figura, la materia di figura che si fa all'istituto d'arte. Giampaolo, il pittore, ha preso la cattedra di arte applicata. Per me sono stati diciamo così, un riferimento notevole, perché loro, essendo più grandi di me, mi davano insegnamenti, mi davano esperienza. Ricordo per esempio in particolare le serate d'inverno, la famiglia viveva dopo cena, c'era la radio accesa, la mamma cuciva, io aiutavo il papà a preparare le cartucce perché era appassionato di caccia e i miei fratelli lavoravano, disegnavano, dipingevano, intagliavano, preparavano una quantità straordinaria di bei lavori. Ovviamente, entusiasta di queste cose, frequentai l'istituto d'arte nella sezione architettura. La sezione architettura perché? Perché lì c'era la progettazione in modo particolare di arredamento, di case, e tutto quello che progettavo, mi ricordo ancora adesso che ho progettato lì un ingresso, il professor Nicoletti ci aveva detto di progettare un ingresso di stanza, di appartamento, e io quell'ingresso
l'ho riprodotto a casa in modellino scala 1:10. Quindi si veniva a ripetere sempre questo progettare e riprodurre in scala ridotta. E mi è rimasto per tutta la vita. Perché? Perché poi sono entrato in uno studio di architettura, l'ingegner Mansutti, nel 1960, era il presidente dell'Istituto d'Arte di Pietro Selvatico di Padova e mi ha invitato a entrare nel suo studio per disegnare. Poi sono andato avanti diversi anni lavorando per lui a casa mia e portandogli i disegni da correggere o da sviluppare saltuariamente una volta alla settimana. Se non che nel 61, sempre dall'Istituto d'Arte, ho ricevuto la notizia che il preside della scuola dell'avviamento professionale di Solesino cercava un insegnante di disegno e calligrafia. Io mi precipitai, perché in quel momento c'era estremo bisogno di guadagnare, in quanto la falegnameria di mio papà era ferma, non poteva più guadagnare e quindi c'era bisogno di un sostegno finanziario alla famiglia. Oltre ai miei fratelli ci sono messo anch'io. Dopo di Solesino ho fatto il militare, ma durante il militare ho ricevuto una nomina triennale a Ponso e Carceri e lì ho cominciato veramente la mia esperienza nel campo dell'insegnamento. Fino al 1970, 69, 70 ho ricevuto la nomina in ruolo a Ospedaletto Euganeo ed è stato proprio a Ospedaletto Euganeo che io ho ottenuto i risultati maggiori per quanto riguarda il profitto e l'efficacia della, diciamo così, della grafica sia come composizione di disegno sia come composizione cromatica. Questi sono alcuni esempi. Il primo cavalletto con i disegni colorati sono uno dei primi, diciamo così, lavori dove io riuscivo a realizzare attraverso i ragazzi composizioni estremamente efficaci sia come composizione a matita che come colore. Quei due al centro, per esempio, sono di seconda media. E riuscivo a ottenere quel risultato perché? Perché già dalla prima io volevo in modo fermo e caparbio far cancellare il disegno infantile ai bambini in modo tale che osservassero con attenzione la realtà e la riproducessero com'è. Nel 1998 ho chiuso con la scuola. La fabbrica continuava a pressarmi per produrre più lavoro e quindi ho lasciato la scuola. Per un paio d'anni mi sono mancati gli alunni. Mi mancava l'allegria, la felicità, la vivacità, il modo di fare della classe, che se andavo dentro con il broncio dopo, non dico un quarto d'ora mi passava tutto, perché loro con il loro atteggiamento ti abbracciano, ti portano in un altro posto, cioè il loro mondo. Lasciata la scuola, ovviamente, ho cominciato con la fabbrica, però mentre insegnavo io già da decenni facevo altre attività. Già da ragazzo vi dissi che oltre alla scuola lavoravo a casa per preparare i modelli, ma dopo, quando ho avuto i primi insegnamenti di educazione artistica, io per un paio d'anni ho fatto lampadari con vetrate artistiche. Io facevo il lampadario in legno e mio fratello, pittore, realizzava la vetrata istoriata cucinata a fuoco, con i vetri cucinati a fuoco. Poi ho smesso quel lavoro lì, forse perché non avevo intraprendenza commerciale, molto probabilmente, e mi associai a Gino Valentini, un insegnante di educazione tecnica che faceva plastici per costruzioni. E lì abbiamo collaborato per circa 9-10 anni con la realizzazione di plastici con una tecnica molto interessante, cioè la struttura in legno e il rivestimento in cuoio per gli spessori dei muri e così via. Fino al 1971-72. A quel punto io entrai nel mondo del giocattolo. Entrai alla F. Bambole di Monselice, grazie a mio fratello che era già
come collaboratore esterno per realizzare le teste, le mani e le gambe. Diciamo così che l'ho ricambiato poi quando vi racconterò della furga. Mio fratello mi fece introdurre nella F e cominciai a fare dei piccoli lavori di, diciamo, accessori per la bambola, accessori per la confezione della bambola, dalle scatole in polistirolo ai lettini, a piccoli oggetti che andavano inseriti all'interno della confezione della bambola. Ma presto anche, purtroppo, dopo alcuni anni, la F Bambole cominciò ad andare in crisi. Io ho lavorato per un po' con la Gabar, sempre Bambole di Rovigo, e quando la F chiuse io avevo già predisposto 3 brevetti di giocattoli trasformabili, perché nel mio cervello c'è sempre stata l'idea che con un giocattolo si poteva giocare in un paio di cose, come vedrete anche lì, in un paio di modi. E quindi la trasformazione di un giocattolo. Un casuale avvenimento è stato quando ho ritrovato un ex alunno e nella conversazione mi disse che lavorava per confezioni di vestiti di bambole per la furga, che io avevo quei 3 brevetti di accessori per bambole e lui mi diede il nome del direttore della furga e la settimana dopo ebbi l'appuntamento. Il direttore Cavagnoli, allora a quei tempi, mi disse che erano interessanti ma che avrebbe dovuto interpellare il proprietario. Ho aspettato un'ora, è arrivato Vittorio Grazioli, il direttore della Grazioli Giochi e della Furga. Nel giro di un quarto d'ora ho venduto i 3 brevetti e ho iniziato la collaborazione con la Furga Grazioli Giochi. La Furga produceva bambole e io facevo prototipi, se non che a quel punto chiamai dentro anche mio fratello che lavorava per la F ha chiuso e loro mi hanno chiesto se mio fratello poteva lavorare per loro e difatti lui ha cominciato per la Furga a realizzare le teste, le mani e le gambe delle bambole. Io per la Furga facevo gli accessori, però il lavoro grosso era nella Grazioli Giochi, cioè la Grazioli Giochi era la fabbrica di passeggini, carrozzine, seggioloni, realizzati tutti in tubolari di ferro. E lì ho cominciato a lavorare a non finire. Il primo lavoro è stato, che mi ha proposto quel giorno, un set per il mare, un secchiello, paletta, rastrello e settaccio. E dopo lì andavamo avanti per molti anni. Nel 91 c'è stato un periodo di crisi, era già preannunciato perché ogni anno si andava a Norimberga, che era la fiera più importante del mondo nel settore del giocattolo, dove c'è tutto il giocattolo del mondo, dall'artistico al commerciale al più economico. Si sentiva che cominciavano a essere presenti i cinesi, che copiavano tutto e più di tutto. Nel 91 c'è stato un momento di crisi perché i cinesi erano riusciti a competere come estetica e come prezzo con la Grazioli. E quindi c'è stata una riunione fiume e mi ricordo come adesso Grazioli si è rivolto a me e ha detto: professore, guardi, noi abbiamo perso il commercio col passeggino di ferro. Lei entro la prossima settimana deve darmi un passeggino in plastica in apertura e chiusura. Io rimasi lì. Quella settimana è arrivato qualcosa dal cielo. Io quella settimana ho disegnato queste cose qua, ne ho una 50 di questi disegni qua. Questi sono i primi embrioni, diciamo, l'idea. Uno dei primi è stato proprio questo, fare un passeggino in apertura e chiusura. Cosa significa? Significa che la macchina chiude lo stampo, inietta il materiale dentro, si apre la macchina e il pezzo è finito. E quindi ho ragionato, infatti qua c'è anche una freccia, lo stampo si apre così ed è questo passeggino, la macchina si apre, viene fuori il telaio. E io ho ragionato con il sistema di produzione, in produzione giù, sotto gli uffici, c'erano 2 macchine, una grossa e una un po' più piccola. E ho detto, quelle 2 macchine là secondo me vanno bene. Una produce il telaio, l'altra le ruote e gli accessori. Un operaio prendeva i pezzi, li montava e metteva dentro in scatola. Questo è il primo passeggino impilabile della storia.
perché loro avevano l'esigenza di trasportarli, di inviarli. Un passeggino estremamente economico, io l'avevo progettato per essere grande, ma loro hanno ideato il discorso, pensato il discorso di farlo economico per sviluppare una quantità di decine di migliaia di pezzi. E questi sono tutti impilabili, pronti, venuti fuori dalla macchina così. È stato il primo passeggino impilabile che ha fatto lavorare la fabbrica in una maniera incredibile. Da questo ne è seguita... No, questi sono per le bambole, per la furga, per le bambole. A parte che i passeggini, poi bisognava rispettare le norme di sicurezza. Sì. Il passeggino andava collaudato con 50 kg a 3 km all'ora di velocità addosso a un marciapiede. Sì. Se si rompeva era annullato. Quindi già io da questi disegni qua dovevo prevedere, primo, che non ci fossero intoppi di revisioni da parte dell'ufficio tecnico. E quindi tutta una serie di norme di sicurezza, di pezzi che dovevano incastrarsi con grande facilità, perché chi produce deve produrre in modo veloce. Da questo, dicevo, è nata tutta una serie di passeggini, carrozzine, seggioloni, ho lavorato da morire in quegli anni e ho sofferto, perché non contavo mai le notti di lavoro. Al mattino io andavo a scuola. I pomeriggi liberi della scuola erano tutti dedicati qua, ma dopo cena io partivo dalle 9 e arrivavo alle 2, anche alle 3 di notte. Per fare i prototipi, perché questo è un prototipo esempio che ho fatto io, ho presentato all'industria, è tutto in resina e viene fuori da stampi in gesso a perdere, cioè faccio lo stampo con l'intercapedine dove colo la resina all'interno. Una volta che la resina si è indurita, apro lo stampo, mi viene fuori il pezzo, lo rifinisco, lo vernicio e lo porto all'industria per l'approvazione. Che differenza c'è tra la resina e la plastica? La resina sono due componenti, sì, che una volta messi assieme induriscono nel giro di mezz'ora. La plastica invece viene iniettata nello stampo in acciaio e viene iniettata a caldo. Dipende dopo dai tipi di plastica, il calore. Anche lì, per esempio, ho sofferto da morire perché alla Grazioli sono stato il punto di riferimento dal 84 fino al 2003, il punto di riferimento per chi produce nuove idee. Ma chi produce nuove idee cosa deve fare? Deve sapere i gusti della direzione, i direttori di commercio, l'ufficio tecnico che esigenze ha, le norme di sicurezza che a volte sono incredibili. Io ero contrario a certe norme perché le norme di sicurezza del giocattolo impediscono al bambino di farsi male. Cioè, a tutti i costi, se un bambino vuol farsi male con uno di questi, non riesce. E secondo me è negativo, perché io giocavo con i giocattoli di ferro, di latta, e qualche volta, insomma, un taglietto, allora si imparava a stare attenti. Tutto è nato perché un assestiro col telaio in ferro, in Olanda una bambina si vede che si è seduta sopra, ha ceduto il telaio e si è tranciato un dito. È una cosa gravissima. Quindi ma questo si parla ancora parla di 1968-69, insomma. Ecco. Stavo dicendo dunque che sono nate una miriade di articoli. Qui ho i cataloghi, dopo se volete vedere ne ho. Questo è un altro articolo importante, il roller, tutto in plastica. Questa è una linea nuova, mi chiedevano basta le linee rigide che si richiamavano un po' al tubo di ferro, vogliamo linee più morbide. È nato il roller, carrozzina e passeggino, veniva venduto in simbiosi oppure anche singolo. E questi sono i disegni, alcuni dei disegni che ho presentato, e dopo sui più importanti Grazioli mi metteva la firma, allora lì era un ballar di carnevale, perché quando vedevo che metteva la firma su un disegno dicevo qua è a posto. E poi qui ho diciamo
la creazione dei prototipi tutti fatti in resina. Ricordo la sofferenza non di questo articolo, ma di un articolo, la prima asse stiro, che era diversa da quella. Avevo lo stampo che era grande così, lo stampo in gesso, pesava circa 25-30 kg. Dovevo versare la resina a tutti i costi perché erano l'una e mezza di notte, a tutti i costi perché il giorno dopo dovevo consegnare l'articolo. All'1 e mezza di notte lo stampo mi ha ceduto e la resina con il freddo fatica a indurire. E insomma sono andato a letto alle 4 quella notte là. Però ho avuto una grande soddisfazione perché gliel'ho portato non in fabbrica ma a casa sua ad Asola e mi ha detto: professore, questo è eccezionale, lo facciamo così, grigio come l'ha dipinto lei, grigio, bianco e giallo. È andata avanti e infatti qua c'è il catalogo, poi lo vedrete. È nata l'asse stiro. L'asse stiro anche quella ha avuto un'idea, il cavalletto della nonna. Il cavalletto della nonna sul quale ho, diciamo così, allestito l'asse stiro. La pezzo superiore è un pezzo di un'altra asse stiro economica che avevo fatto. E è nata quella lì è stata venduta in decine di migliaia di copie, è stata pubblicizzata in televisione. L'ultimo lavoro grosso per la televisione, per la Grazioli, è stata la Nouvelle Cuisine. La Nouvelle Cuisine che ha fatto furore. Io avevo già realizzato la Nouvelle Cuisine negli anni 85 e 86, la prima Nouvelle Cuisine a valigetta, perché pensavo, quando progetto penso a chi lo usa. La bambina ha l'amichetta al piano superiore, si prende la valigia della cucina e se la porta sopra e gioca. Poi dalla cucina a valigetta l'hanno messa a cavalletto e poi ho presentato questa a forma bombata, adeguata ai tempi. Assieme a questa ci sono molti altri giocattoli, c'è il banco scuola per il bambino da 2-3 anni, l'ABC, il famoso ABC, poi c'è il petit shop, quello per i peluche e via dicendo, una miriade di giocattoli che adesso nominarli non... Questo è uno degli ultimi lavori, perché questa è eccezionale. Carrozzina. Esatto. La Grazioli andò in crisi nel 2002-2003, la Grazioli andò in crisi perché si associarono molte ditte spagnole, inglesi, tedesche. La Grazioli era sola e faceva fatica nonostante l'imponente... sì, perché è cresciuto in una maniera incredibile, c'erano macchine automatiche a controllo numerico che stampavano addirittura tavoli interi senza che nessuno ci stesse dietro. La Grazioli andò in crisi, fu assorbita dalla Giostile e io mi sono trovato spiazzato perché la Giostile aveva ricerca e progettazione interna. Fortunatamente, dopo pochi mesi, io fui richiesto dalla PEG Perego. La PEG Perego aveva intenzione di sviluppare una linea bambine con una forma originale, prendere la loro prima infanzia e ridurla a giocattolo con tutte le norme di sicurezza. E lì io ho accettato non con molto entusiasmo, perché mi hanno dato responsabilità totale, dal come ridurla in giocattolo, dal come inventare tutti i meccanismi per la rotazione, per la chiusura, a come realizzare il progetto tecnico, fino alle norme di sicurezza approvate. È stato un lavoro molto, molto grosso, molto importante, però... Si leva anche come le carrozzine vere, vero? Come si leva? Parte superiore, la parte... Sì, c'è il bottone. Esatto, ecco, esatto. C'è anche tutto questo meccanismo qui, è tutta una cosa nascosta, ma che ha la sua importanza nella produzione, perché io ragionando col meccanismo di farla aprire dovevo pensare che la macchina poi, e soprattutto il tecnico che doveva dirmi di sì. C'è stato per esempio un momento, tanto
per dire una... Adesso qui non trovo l'aggancio, anche perché non ho mai giocato con questa. No, insomma. C'è stata una volta che è riferita a un cestello che è presente nel banco scuola per bambini, alto così e cubico così. Era molto bello, è stato subito accettato. Una volta prodotto, un ingegnere si è rivolto a me e mi ha dato la stangata. Ha detto: professore, dice, ma lei mi ha inventato un cestello così, con lo stampo che deve aprirsi e chiudersi. Dopo 10.000 stampate bisogna rettificarlo questo stampo, e rettificare in lunghezza ci vuole un sacco di tempo e si fa tanta fatica. E aveva ragione. Io avevo fatto un cestello bello, originale, che ovviamente non aveva fatto nessuno per quel motivo lì. Perché era difficile, in quanto la macchina produce, ma i pezzi, quando si chiude lo stampo, si chiude un pezzo sull'altro. E quindi dai una volta, dai due, bisogna porre una rettifica perché combaci perfettamente ancora, per stampare pezzi che non abbiano bave, perché sennò tagliano il dito al bambino. E per la PEG Perego ho fatto questa carrozzina qui, ho fatto un passeggino, un seggiolino auto, dopodiché hanno visto che il mercato non tirava perché il prezzo era molto alto, e quindi ho smesso anche con la PEG Perego. Ho fatto per la Cavallino giocattoli per l'estate, il Cavallino di Bergamo, ma poi ho smesso perché era una cosa di poco conto, e partire, spendere una giornata per andare a Bergamo, stare lì, non mi conveniva più. E poi ero anche stanco. Perché ero stanco? Perché avevo questa idea. Avevo questa idea ancora dal 98, 97, 98, e questa idea mi è nata un po' perché ho ritrovato un cavallino di legno che aveva ancora un pezzo di spago da quei tempi, un po' perché a Norimberga mi prendevo sempre mezza giornata per visitare il salone delle bambole e dei giocattoli di legno. E quindi sono arrivato alla conclusione, ho detto: ma porca miseria, dico, se c'è la bambola da collezione, che costa un patrimonio, perché ho conosciuto una signora olandese che le fa tutto lei, la testa, l'espressione, il trucco, i capelli, ai costumi, addirittura questa signora, siccome fa bambole etniche, di etnie diverse, va nei paesi d'origine per comprare i tessuti da confezionare il vestito. Faceva delle cose straordinarie. E ho detto: ma se esiste la bambola da collezione, perché non può esserci anche il giocattolo da collezione in legno? E allora lì ci ho lavorato parecchio, e questa è stata la prima linea che ho realizzato, la linea Dream, dove il giocattolo vero è dondolo, ma che una piccola rotazione mi permette di farlo trainabile. Il concetto del giocattolo che si ferma lì perché deve diventare da collezione. Ho faticato molto per arrivare a questa tecnica, mi ha aiutato un po' anche mio fratello, che era all'istituto d'arte, e mi ha consigliato il colore ad acquerello e tampone, in quanto l'acquerello avrebbe bisogno di un supporto che assorbe l'acqua, la grande quantità di acqua. Il mio preparato che do sul legno per prepararlo alla pittura è impermeabile. E allora io do giù l'acquerello, ma lo tampono, assorbo l'acqua e mi rimane quella tinta che in certi punti ci sono delle sfumature che, guardandole da vicino, rendono morbida la pittura, non come se fosse stampata. Questo è un po' il trucco della, diciamo così, della tecnica. E sul cavallino Dream ho cominciato a ragionare, ma fare un cavallino con una decorazione anonima non è la cosa più bella. Allora ho pensato di dare un argomento, e do l'argomento la natura e il paesaggio, dove esiste il cavallo. E quindi ho realizzato, fra gli ultimi, è uno di questi qua, il cavallo, il ritorno dalla cavalcata,
attraverso i campi, gli alberi. Dall'altra parte, ovviamente, fare un'altra volta lo stesso discorso non mi piaceva. E quindi dall'altra parte che cosa ho fatto? Ho immaginato di andare di là del cavallo e vedere il paesaggio al contrario. E ho visto che c'era il cavaliere che seguiva con il paesaggio. A questi do il titolo, oltre al numero di catalogo, do il titolo come se fosse un quadro, come se fosse un paesaggio visto attraverso il cavallo o il cavallo attraverso il paesaggio. Questi sono tutti numerati, catalogati, do il titolo e fornisco un certificato di produzione nel quale dichiaro che questo disegno non lo farò mai più. Quindi il collezionista sa che ha un'opera unica. In questo addirittura l'acrobata, che è il secondo che ho realizzato, nella progettazione ho immaginato che sia la bambina o il bambino che gioca col pupazzo. In qualsiasi modo lui lo ruoti, lui dondola. Per di più, per il collezionista, do un nome al pupazzetto. Un nome a 4 lettere, perché il mio logo è WIM a 4 lettere, e quel nome rimane vincolato al numero di catalogo. Non lo ripeto più. Io ho perso un paio di volte la vendita di questi cavallini perché mi chiedevano il nome della figlia. Una era Mara a Firenze, ha detto mia figlia si chiama Mara, mi fa una Mara. No, dico, l'ho già venduto. Non posso farle un'altra Mara. Se vuole Mara 2, sì, ma Mara solo, assolutamente no. Io devo garantire il collezionista perché sono pezzi da collezione. Dopo di quelli è nato il salvadanaio piccolo. Questo è nato perché in Piazza del Santo c'è il cavallo. Cavoli, dico, ma perché non fare un cavallino su un basamento? Il basamento mi serve da salvadanaio, dico, e il cavallino mi serve per rappresentare che cosa? Il souvenir della città. Può essere Padova o qualsiasi altro monumento delle città. Dall'altra parte, lo stemma della città. Tutto in una veste araldica, dove c'è, diciamo così, il sapore medievale. Poi è nato il cavallino salvadanaio più grande. Il cavallino col suo basamento mi serve da salvadanaio. Ovviamente mi immedesimo nel bambino quando arriva il nonno o lo zio, gli corre dietro e dice: vedi papà, vedi zio, vedi nonno, la finestrella lì c'è poca roba dentro. Questo me lo hanno trasmesso i ragazzi a scuola, perché sennò non farei un ragionamento del genere. Questi qua invece l'argomento sono le favole. Obbligatoriamente 2 scene diverse, le favole. Poi ho fatto lo Zeus, questo sarebbe il cavallo del circo. Originariamente volevo fare tutta una serie di giocattoli ambientati nel circo, il clown, l'acrobata, eccetera. Mi sono fermato a questo. Inizialmente la bardatura era parata, adesso ho portato questo perché lo stavo lavorando ieri, scene circensi, cioè da un lato e anche dall'altro 2 scene circensi con il clown, gli acrobati, i giocolieri e via dicendo. Poi sono nate altre linee piccole, questa è la Baby Ornato, interessante perché l'ornato lo ricavo dalla storia dell'arte. Quando vedo un ornato, una decorazione, uno stipite scolpito con foglie particolari, una decorazione, una cornice con delle volute particolari, io me le fotografo e adatto l'ornato al cavallino. E do il certificato con la fotografia di dove ho tratto lo spunto. Questo, per esempio, è venuto fuori a Perugia, sullo stipite del Palazzo Comunale, c'è un pezzo di decorazione come questo, io l'ho fotografato e ho detto lì viene fuori il mio cavallino. Ovviamente questi sono uguali un lato dall'altro. Questo, la Baby Jouette, invece, avendo una miriade di cataloghi di giocattoli, mi scelgo i giocattoli più appropriati e realizzo una composizione di giocattoli. Poi ho fatto quelli più piccolini, questo per la bambina e questo per il bambino. La bambina fiori di campo solo, fiori di campo selezionati e farfalle.
mentre per il bambino i disegni che fa sul quaderno a quadretti, le famose cornicette. E così via via. Qui questo è nato, il cavallo di Troia, è nato a Monselice l'idea, perché a Monselice alla mostra tutti vedevano in 4, mi hanno detto, ma guardi, lei fa tutti i cavalli di legno, manca quello di Troia. Caspita, ho detto. E allora ho realizzato il cavallo di Troia, tutto con essenze a vista, tutti i legni, uno diverso dall'altro. Qui dentro c'è acero, ciliegio, noce e dopo c'è un altro legno che non mi ricordo che nome ha. Ho fatto il cavallo di Troia con le immagini che ho ricavato dai vasi greci. Ovviamente i soldati vengono fuori aprendo la pancia. E lo stesso dall'altra parte, diversi. Adesso questa vostra reclamazione mi ha messo in crisi. Perché mi ha messo in crisi? Perché questo richiede un mare di lavoro. Sia per assemblare tutti i pezzettini di legno, sia per la pittura e soprattutto la posizione delle cerniere. Mi richiede tanto lavoro. Allora, io ho fatto altri 2 prototipi senza l'apertura della pancia. Signora. Non è più cavallo di Troia. Ecco. E quindi dovrò ricredermi, devo ricredermi. Vabbè, insomma, ecco. Oltre a questo ho pensato di realizzare anche scatole portagioie, ne ho fatte di grandi per regali di matrimonio, dove porre anche a 2 strati, collane, mentre ho fatto queste piccoline rivestite in velluto, perché sì, adesso c'è non so come andrà a finire, c'è un contatto con Shanghai, perché sono entusiasti di questi lavori qua. Dopo li copia tutti? No, questi è difficile che li copino, perché sì, me li possono copiare, ma devono lavorare quanto me, a meno che non li facciano stampati. Cioè io questo prodotto è un prodotto di nicchia molto stretta, memore che i cinesi copiano, e ho detto, se io faccio un cavallo che per realizzarlo ci vogliono 4-5 giorni, anche che gli altri facciano prima ci vogliono 3-4 giorni. Quindi devono lavorare molto, a meno che non li facciano stampati, ma allora è un altro discorso. È un altro discorso. Ecco, questa è poi sì, non l'ho detto perché non lo avevo sott'occhio, questo giocattolo qua, io l'ho realizzato prima in plastilina, sia grande che piccolo, Topolino e anche Paperino, e i modelli in cera, poi perché viene fatto un processo di produzione, il modello in cera è stato mandato alla Walt Disney e nel giro di 15 giorni ha risposto ok, va bene, e mi hanno fatto i complimenti in fabbrica perché sono riuscito a presentare alla Walt Disney una cosa che non è stata, cioè non hanno fatto nessuna obiezione su particolari di espressione. Ecco, questo in sostanza, questo è uno degli ultimi cavallini che ho fatto. Qui l'argomento è foglie e insetti, la cavalletta, la lumaca, la farfalla e via dicendo. Con la sua base ovviamente, tutto in legno pregiato. La settimana scorsa ho preso 2 tavole, una di Tech e una che costano, io ero ormai lontano dai prezzi del legno quando c'era mio papà. Una tavola di Tech alta così e così costava 280.000 euro. Sì. Una roba, è meglio il Tech. una roba però è Tech, è uno dei più pregiati. Lì invece c'è Venghè africano, questo è Venghè africano e questo è ciliegio. Quindi tutti i miei giocattoli hanno materiali di alta qualità. Non ci ha fatto vedere quello che si muove. Ah, questo qua, questo è il primo della serie che ho fatto. Mi dispiace che per gli anni, siccome sono già parecchi anni, questo trainandolo... Va piano. Eccolo. Sì, non funziona bene perché dovrei risistemare. Perché va troppo veloce. Questo gira. Metto. Poca resistenza. Però gli E ce ultimi... n'è qualcuno di sonoro? Ah sì, ecco brava, mi sono dimenticato. Questa è la linea sound. La linea sound. Quando l'ho progettato ho detto, non può mancare.
Adesso sto pensando a quello che si muove da solo, caricando il carillon, che si muove da solo, pian pianino così suona. E poi ho una miriade di progetti, perché come dicevo prima, non mi basta mai il tempo. Io ho già acquistato, proprio ieri sono andato ad acquistare perché non trovavo il materiale alla Leroy Merlin a Verona, i LED, dei LED molto piccoli, perché sto progettando il cavallino lampada per il comodino della camera dei bambini. E per Natale? Per Natale c'è tutto. No, un cavallino col tema del Natale. Ma darebbe meglio l'asino Ecco sì, la mucca. Natale, no? Tu e l'asinello. Io l'asino. Però c'è il cavallino porta bugia? Sì, c'ho il cavallino, non l'ho portato quello. Sì, c'ho un cavallino che ha la stessa struttura e profilo di questo, solo che qua ci ho messo la candelina, bilanciato in modo tale che facendo così, e mi dispiace non averlo portato perché quando l'ho provato, il prototipo, la candelina non funzionava bene. E allora ho cambiato la raggiatura della bascula in modo che lui, dondolando più lentamente, mi faceva vedere che la fiamma andava contraria al movimento del cavallino. Al contrario. Perché dondolando più lentamente uno rimaneva colpito da vedere la fiamma. Bello. Quelle sono stupidaggini che però arricchiscono l'oggetto. Bene. Ecco, di particolare questa carrozzina qua, al contrario delle altre che facevo i disegni, avendo la prima infanzia già grande, è stata progettata tutta a computer. Non ho fatto disegni a matita. Questi sono tutti i lavori che vengono fuori dalla progettazione al computer. Ma nel computer è una cosa straordinaria. Quando c'è stato l'avvento del computer, mi si è aperto il cuore, perché prima disegnavo a tecnigrafo e avevo larghezza e altezza. Dopo mi facevo le sezioni e c'era la profondità. Però il cervello non riusciva a valutare bene che effetto aveva la profondità sulla larghezza e l'altezza. Quindi quando andavo a fare il prototipo dovevo scervellarmi perché dicevano no, questo è troppo profondo, bisogna... Con il computer tutto questo è sparito. Vedermi lo schermo del computer con fronte, fianco, pianta, sezione e fotografia. E vedere se era tutto in armonia. E quindi vedevo subito la volumetria che mi sarebbe successo. Con l'avvento del computer, non dico un'esagerazione, ma ho risparmiato i 2/3 del lavoro di prima, che però sono stati occupati subito da una maggiore richiesta di lavoro, in quanto Grazioli, vedendo che c'era la possibilità, ha comprato altre macchine e quindi bisognava saturarle. È così, insomma. Avevo cominciato a studiare lettini prendisole per la Grand Soleil, che fa mobili per giardino, e lì mi sono fermato perché non ce la facevo più. Allora lui ha incaricato un architetto di Padova e poi ha incaricato un architetto di Milano che faceva, qui non ho cataloghi, faceva giochi di animazione per bambini più grandi, tipo il calciobalilla, tipo giochi all'esterno, il giardino, eccetera. E quindi io avevo riservato il catalogo bambina e il catalogo bambino fino a 4 anni. Infatti qui questi sono tutti i cataloghi dove dopo un 6-7 anni che producevo per Grazioli, il catalogo era mai tutto quanto mio. Anche il voilà non l'ho portato. Il voilà io ho fatto gli schizzi la settimana prima, sono andato in fabbrica con gli schizzi, di solito era di mercoledì perché ero libero dalla scuola, sono rimasti di stucco, subito, è andato via ma una meraviglia. Ma ora si cercano? Se le cerca allora? Sì, me le cerco. Ecco, questo è un po' Bene. grazie, il mio lavoro.
ringraziamo il professor Milani, ringrazio l'avvocato, il presidente del gabinetto di lettura per averci concesso l'uso del gabinetto. Grazie di aver partecipato. Adesso c'è un piccolo brindisi con qualcosa da smangiucchiare e chiudiamo qui la conferenza. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, qualche domanda da fare. Oh, ma Certo. certamente ci mancherebbe altro. No. Walking like a Egyptian, walking on the sunny planet. She pleases all my needs each and every night.